Oggi mi trovo all'Osteria Modomio di Conselve, è una tipica osteria veneta, a presentare, insieme ovviamente ai titolari, il vernice di maestro pittore Gelindo Baron veneziano. Andiamo a vedere un'opera molto interessante che è il Campo di Grano, dove è un astratismo che ricorda la pannocchia, però non è delineata. Notiamo anche che è tutto a rilievo praticamente il dipinto, come potete vedere. Qua notate anche in molto particolare la firma sua, tutte opere registrate. Lui è recensito in arte moderna e espone nel museo di Lamborghini, nel museo di Armani. È presente in Inghilterra con gallerie in tutto il mondo. In Italia forse non è molto conosciuto, ma lo è lo stesso perché in diversi musei ha fatto diverse opere per diverse persone e collezionisti soprattutto importanti. Questa collezione che andiamo a vedere oggi è una collezione presa da diverse proprietà, diciamo, che hanno prestato i quadri per poter fare questa mostra. Qua abbiamo un'altra opera che è il pianoforte, bisogna interpretarla naturalmente perché comunque è sempre statismo, futurismo del maestro Baron. Qui abbiamo un mio quadro personale che mi è stato fatto come regalo del 40°, che praticamente sarebbe il rappresentante della barca della mia vita che va verso il futuro. In questo quadro abbiamo un tipico esempio che è un quadro raffigurativo ma allo stesso tempo astratto. È il quadro datato comunque già 10 anni del maestro pittore Gelindo Baron veneziano, giocatore di rugby. E con la sua fantasia ha stilizzato il giocatore che andremo a vedere praticamente in questo bellissimo, non voglio dire strappo, comunque in questa bellissima opera, dove andiamo a vedere proprio il colore, la raffigurazione, la pennellata che porta da quel vedo non vedo con sempre dei colori forti, questa sua genialità, perché sono già 30 anni che dipinge il maestro ed era a suo tempo proprio un pioniere di questo modo di dipingere. Maestro Gelindo Baron, l'ho voluto e mi hanno accontentato. Ho avuto l'onore di conoscere il maestro Gelindo Baron perché avendo saputo che esponevo le sue opere qui nel ristorante, ha avuto piacere di venirci a conoscere e ad ammirare anche l'esposizione all'interno del locale, che ha apprezzato molto. Proseguiamo con la evidenza della spiritualità del maestro pittore Gelindo Baron e con questa opera giovanile che è la Sacra Sindone. È un volto stilizzato di nostro Signore Gesù Cristo. Ricordiamo che il maestro pittore Gelindo Baron ha avuto anche delle commissioni da diversi personaggi della Chiesa italiana. Infatti delle sue opere sono presenti alla chiesa di Conselve, alla chiesa di Cavarzere e in altre parti anche dei Canossiani, ha dei Cristi stilizzati che lui ha donato personalmente per le chiese, le cappelle che hanno uno stile un po' più diciamo moderno, non ovviamente le situazioni romaniche che andiamo a trovare praticamente nel nostro bellissimo paese. Qui abbiamo la piena evidenza dello sviluppo del lavoro contemporaneo che sta effettuando con l'astrattismo in questo quadro il maestro pittore Gelindo Baron. E questo quadro doveva essere in Inghilterra in questo momento nella galleria che lo rappresenta. Ricordiamo anche che il maestro pittore Gelindo Baron ha fatto prima di copertina al British Museum e possiamo vedere cosa sta sviluppando nel futurismo e nell'astrattismo in questo quadro, che è proprio quello che lui adesso sta facendo come opere richieste da industriali di grido, persone importanti italiane che acquistano questi quadri perché ovviamente lui è arrivato alla soglia dell'età degli 82 anni e sta facendo gli ultimi sviluppi dell'astrattismo completo, dove adesso andiamo a notare i colori forti, le spennellate, i contrasti e lo sviluppo di quello che lui sta proprio
esprimendo in questo momento? Il locale si basa essenzialmente sulla nostra filosofia di ristorazione, che consiste nel voler dare un prodotto sempre fresco, di stagione e genuino, ogni giorno diverso, perché siamo sempre stati abituati ad andare in un ristorante dove il menù lo troviamo sempre uguale per 3 mesi, tranne qualche piatto fuori menù, e noi abbiamo pensato durante il lockdown, ma perché non facciamo qualcosa di diverso, ovvero perché non cambiamo ogni giorno menù, non diamo cose diverse ogni giorno per poter far sì che un cliente paradossalmente possa venire a mangiare ogni giorno qui e trovare sempre cose diverse. Io quello che ho sempre detto è che se piace la mano si può venire appunto ogni giorno a provare esperienze diverse. Oltretutto quello di cui siamo stati sempre convinti è di poter lavorare principalmente con produttori locali, con produttori che abbiano una filosofia di lavoro che sia simile alla nostra, quindi genuinità, freschezza e passione e amore nel lavoro. Tra questi infatti spiccano sicuramente per i vini, abbiamo una cantina carta vini che annovera attualmente 40 etichette. Sicuramente spicca il vino del barone Massimiliano Enrique Costa, un vino genuino, spontaneo, oltre che tecnicamente all'avanguardia e soprattutto eclettico, così come è la persona che lo produce. Per esempio la pasta noi utilizziamo pasta Fracasso, che è attualmente una delle migliori sul mercato della ristorazione, che ha come filosofia la filiera corta, ovvero un'azienda agricola che produce il grano, coltiva il grano, macina il grano, quindi con la propria farina produce la propria pasta. Una alta quantità di proteine, bassa quantità di glutine, alta digeribilità e sapore che è al di sopra rispetto a tutte le paste che si trovano in commercio industriale. Altro esempio di eccellenza che utilizziamo è olio Elea, un olio greco che viene importato, perché è vero che bisogna lavorare con il chilometro zero, ma noi diciamo che è meglio lavorare con il chilometro buono, quindi se ci sono prodotti buoni anche a 1500 km di distanza non vediamo il motivo per il quale non dovremmo utilizzarli. Quindi quello che posso soltanto dire è di venire a assaggiare i nostri prodotti in modo tale da poter scoprire in prima persona il nostro amore, la nostra passione per la ristorazione. Fiore all'occhiello della nostra carta vini sicuramente è l'Alabarda, sempre di Massimiliano Enrique Costa. 6 uve, allora anno 2013, bottiglia numerata, 6 uve non dichiarate dal produttore che mi hanno incuriosito molto appunto per il mistero che ci sta dietro e che si riesce soltanto a capire bevendolo. Quello che mi ha incuriosito però maggiormente è che questa azienda, questo vino in particolare, ha un forte commercio nel mondo orientale, dove viene venduto ad un prezzo che gli italiani non si sognerebbero nemmeno di spendere in vacanza. Un brindisi al nostro maestro Gelindo Barone. Il richiamo alle origini del maestro Pittore Gelindo Baron, o meglio il suo pezzo forte, come può essere stato per quanti altri pittori famosi un soggetto, è la donna col cappello. Lui è famoso per questa donna col cappello di mia proprietà, che io ho rincorso per diverso tempo. È un esempio vivo di quello che lui è considerato dalla popolazione che acquista i suoi quadri e lo segue, perché lui è proprio famoso per questa donna col cappello. E abbiamo in questo caso un'evoluzione di una donna anni 60 con il cappello sulla sua Vespa che aspetta il suo uomo, sembrerebbe, si può pensare a qualunque cosa con questo astratismo che comunque è anche figurativo, però dalla pennellata andiamo a vedere praticamente come lui si esprime. Notiamo sempre la firma che negli anni è cambiata, adesso è più stilizzata anche la firma come Baron. Se noi andiamo a vedere le firme antecedenti che vedremo nei quadri dei suoi lavori giovanili, vedremo che comunque è più soft. Adesso ha stilizzato persino la firma. Infatti quando si compra un quadro di Baron in galleria o si compra da qualcuno che ce l'ha, è bene avere un certificato di autentificazione, perché le firme nel suo excursus e contiguo sono modificate, è sempre scritto Baron, ma comunque con un leggero stilizzamento dall'arrotondamento che aveva iniziale.
Abbiamo due lavori giovanili del maestro pittore Gelindo Baron, e qui proprio gli inizi di più che un astrattismo, un figurativo fantasioso, fantastico, diciamo. Qui richiamiamo proprio il principio di quello che siamo, che è Eva. Vediamo la mela, Eva distesa, che sogna Adamo, ma nello stesso momento porta la mela nelle sue mani, ed come vedete, tornando al discorso, la firma in questo quadro datato 1972, abbiamo un arrotondamento della firma di Baron, che non è lo stilizzato così adesso. Per quello, ripeto, quando uno ha un'opera di Baron o la trova per fortuna un mercatino, trova un Baron, che comunque parliamo di quadri che partono da i 6.000 sterline in Inghilterra e dai 3.000 e 5.000 euro in Italia, è bene che abbia un certificato insieme, se no deve comunque rivolgersi a una galleria che lo autentichi, perché comunque di falsi ce ne sono molti in giro. Proseguiamo con un altro lavoro giovanile, che andremo a notare sempre una firma ancora più arrotondata, perché è un principio ancora prima di Eva, ed è il bronzo, però interpretato in una maniera futuristica, che il bronzo è metà che diventa un giaguaro. Queste cose insomma non è che si possono sapere se non si è parlato direttamente col maestro, però come vedete dai colori, dalle forme, parliamo sempre di una cosa, in questo caso molto naif, diciamo un quadro invidiabile per chi lo possiede. Adesso andiamo a pulire il nostro pezzo di carne. Noi usiamo un manzo veneto appunto per rispettare sempre il chilometro zero del nostro prodotto, per creare la nostra tartare. Il bello di questo locale è che il menù appunto viene cambiato ogni giorno, quindi cerchiamo di usare sempre prodotti freschi e sempre diversi, per far sentire al consumatore finale, nonché il nostro cliente, nonché quello di cui abbiamo bisogno, la nostra idea, insomma. Andiamo a mettere la nostra tartare, ci mettiamo della stracciatella, sempre del caseificio da cui noi ci forniamo di Valdolmo, andiamo a decorare con della polvere di olive taggiasche essiccate, sempre una polvere di cappero essiccata, un altro cucchiaino di senape e per finire una grattugiata di tartufo nero. Questa è la nostra antipasto di stasera, che è la tartara al tartufo dell'osteria. Infine, non meno importante, anche se molto semplice all'occhio del prossimo, abbiamo questa margherita o girasole, a seconda sempre dell'interpretazione dell'occhio del critico, dello stesso acquirente, dello stesso visitatore della mostra. E andiamo a vedere un lavoro del 1975, quando ancora lui era più figurativo che astrattista, ma notiamo già comunque i colori, gli sbalzi, gli shock dallo scuro al chiaro, e comunque anche questo quadro con delle dimensioni
di un certo genere, dove notiamo già l'inizio di questa firma stilizzata, se vogliamo vederla da vicino, e capiamo che il suo percorso non sarebbe stato un percorso qualunque, e lo dico perché Armani l'ha scelto, Lamborghini l'ha scelto, ha fatto prima di copertina, come ripeto, al British Museum, in America espone, vende in Emirati Arabi, vende a Roma, abbiamo diversi testimonial, non testimonial, come si può dire, testimonianze di persone di spicco che hanno creduto nella sua pittura e nelle loro strutture hanno un maestro Gelindo Baron, e non c'è altro che da dire che Gelindo è semplice, umile, ma nello stesso momento espressivo, futurista, astrattista, il maestro Gelindo Baron.